Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi parleremo di questa importante e unica gara al mondo, il Giro d'Italia. Questa corsa rossa arriverà tra poco a Belluno e questa tappa dolomitica inizia il 24 maggio. Sarà la tappa regina del Giro d'Italia. Partirà da Sacile in Friuli Venezia Giulia, passerà per Treviso e finisce nella bellissima Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, nella regione Veneto. Il Giro è una storica e importantissima corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. Si fa ogni anno lungo le bellissime strade dell'Italia. Viene chiamata anche solamente Giro o Corsa Rossa. Nasce nel 1909 su idea dei giornalisti Tullio Morgagni, Eugenio Camillo Costamagna e Armando Cugnet ed è una delle 3 corse a tappe più importanti del calendario ciclistico internazionale, con il Tour de France e la Vuelta a Spagna. È molto importante già che in Italia il ciclismo non è solo sport, ma uno stile di vita. Quest'anno compie i suoi primi 104 anni e questa prossima tappa del 24 maggio, che è la numero 16, sarà una delle più emozionanti, dure e stimolanti. Per quello si chiama anche il tappone. Questo territorio rappresenta una sfida per i corridori grazie ai suoi più di 5.500 metri di dislivello e alla complessità del territorio di montagna. Gran parte di questa tappa si svolge in provincia di Belluno. Il Giro d'Italia è un evento importantissimo, già che visita tantissime regioni italiane, ma allo stesso tempo è internazionale. Il Giro rappresenta un'ottima opportunità per far vedere al mondo la grande bellezza del territorio. Sono 21 tappe, Belluno è la numero 16 e il Giro inizia a Torino con la prima tappa l'8 maggio. Poi Emilia-Romagna, le Marche, Puglia, Abruzzo, Umbria, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e certamente il Veneto. Quindi diventa un'opportunità unica per trasmettere tutta la passione e l'emozione di questa gara in tutto il territorio italiano. In ogni tappa gli occhi dell'Italia e dei media di tutto il mondo stanno guardando il Giro ed è una vera e propria opportunità per le città che partecipano, perché l'Italia ha uno straordinario patrimonio artistico, storico, naturale da far vedere e condividere come lo fa da 104 anni. Adesso sentiremo le parole del nostro amico Alex di Cortina Marketing. Ciao Alex, come stai? Che ci puoi dire del Giro d'Italia? Il Giro d'Italia è uno dei più importanti eventi a livello nazionale e internazionale, è un'occasione unica per mostrare la bellezza delle Dolomiti UNESCO, in questo caso di Cortina d'Ampezzo delle Dolomiti Venete, al mondo intero. È un'occasione unica per inaugurare la stagione estiva. Come si sta preparando Cortina per ricevere il Giro? Il tappone dolomitico è sempre di fondamentale importanza per il Giro d'Italia, è una delle tappe più importanti e decisive. Per accogliere al meglio gli appassionati, i turisti e i tifosi è stato organizzato il Cortina Bike Weekend. 2 giorni prima dell'arrivo del Giro d'Italia ci saranno degli speciali eventi legati al mondo bike, sia mountain bike, e-bike che road bike, dove soprattutto nel road bike si potrà percorrere l'ultimo pezzo della tappa da Passo Giau al centro di Cortina. Poi sono stati organizzati speciali aperitivi nei bar con aperitivo in giro, appunto vari cicchetti diversi negli aperitivi con aperitivi gourmet e prodotti in rosa nei ristoranti, oltre a essere coinvolti vari artisti che hanno interpretato il Giro d'Italia, sia bambini che sia artisti esperti, che sono esposti nella vetrina del centro di Cortina. Alex, un messaggio per chi ci sta ascoltando qui su Radio ABM Voce delle Dolomiti? Invito tutti i bellunesi del mondo a seguire la tappa e a vedere le loro montagne in diretta televisiva da qualsiasi parte del mondo dove sono, e vi aspettiamo presto a Cortina. Ciao! Grazie mille Alex, sarà allora un weekend stupendo. Una eccellenza di questo territorio dolomitico è il gelato bellunese. Allora, per onorare questa tappa si sta preparando un nuovo gusto di gelato speciale di colore rosa. Si chiama Serenissimo in Rosa. È stato creato dal gelatiere Guido Sandonà del Gelateria Cioccolate di Padova. Si tratta di un sorbetto a base di Prosecco DOC, con zest di limone e arancia che richiama lo spritz e dolcito dai lamponi tipici del territorio dolomitico, che
che accoglieranno l'arrivo della tappa Cortina. L'idea parte da Padova ed è patrocinata dai GAT, Gelatieri Artigiani del Triveneto, anche dall'Associazione Gelato Veneto, dall'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e dalla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone. Il gelato è certamente di colore rosa, come il colore del Giro e come la classica maglia del Giro d'Italia, come questa che sto indossando io adesso grazie ai miei zii Aurora e Virgilio. Infatti quest'anno 2021 è molto importante per la storia di questa maglia rosa, già che compie 90 anni. Ma l'idea di utilizzare questo colore nasce nel 1931, grazie ad Armando Cugnet, che è stato l'organizzatore del primo Giro d'Italia e giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport. Questo colore permetteva di individuare il corridore a comando della classifica, dando così modo agli spettatori di distinguerlo tra tutti gli altri. Il colore rosa è stato scelto in onore del giornale La Gazzetta dello Sport, dove lavorava l'organizzatore, che, come si sa, viene stampato su carta di colore rosa. All'epoca quel tipo di carta costava meno e diventava così il colore dello sport. Dal 31 in poi la maglia rosa è il colore anche del Giro d'Italia. Esistono altre maglie dopo quella e questa mitica rosa. C'è quella bianca che è della classifica dei giovani, quella colore verde del Gran Premio della Montagna che ora è azzurra e poi c'è la maglia ciclamino che premia la classifica punti riservata ai velocisti. Torniamo allora a questo tappone dolomitico. Parte da una regione vicinissima al Veneto, Friuli Venezia Giulia, da una delle città porta della regione, la città di Sacile, che è un posto bellissimo in provincia di Pordenone. Con tanta storia e bellezza naturale, in un'epoca la chiamavano il Giardino della Serenissima. Poi da lì gli atleti entrano nella regione Veneto, specificamente in provincia di Treviso. Passano per Cappella Maggiore fino al passo alla Crosetta. Allora i ciclisti vanno verso alcune bellissime città del Bellunese. Arrivano per prima al Pian del Cansiglio. Questo grande e bellissimo altopiano è tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Poi arrivano finalmente a Belluno. Continuano verso Agordo, che ricordiamo ai nostri ascoltatori in tutto il mondo che ci stanno sentendo qui su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, che ad Agordo c'è la sede principale della Luxottica, la famosissima azienda italiana che produce e commercializza occhiali. Poi i partecipanti del Giro d'Italia vanno verso un posto bellissimo, Cenceniga a Gordino e Aleghe anche, e poi continuano a salire verso Sottoguda, a Roccapietore, la quale si trova ai piedi di uno dei ghiacciai più stessi delle Dolomiti, la Marmolada, e che viene chiamata la montagna regina delle Dolomiti. Poi fanno un salto nel Trentino Alto Adige, al Passo Fedaia, che si trova ai piedi della Marmolada ed è famoso nel ciclismo. Poi i corridori del Giro d'Italia tornano in provincia di Belluno tramite il Passo Pordoi, che è anche molto famoso, già che è stato scalato per la prima volta nel 1940 al Giro d'Italia. A questo punto siamo già ai 2000 metri di altezza. Poi scendono verso altre città come Araba, che conta con uno dei compressori sciistici più grandi del mondo, il Dolomiti Superski, con oltre 400 km di piste. Poi saranno a pieve di Livinalongo, che è un posto incantevole a quasi 1500 metri di altezza, e continuano a salire fino ad arrivare a Passo Giao. Da lì la panoramica delle montagne è incredibile e la vista dell'Anrosadira ti toglie il fiato. Ma il Passo Giao è anche un passo storico del Giro, soprattutto a Colle Santa Lucia. Poi i partecipanti del Giro d'Italia scendono verso la fine di questa tappa dolomitica, la città perla delle Dolomiti, la bella e unica Cortina d'Ampezzo. Cortina è straordinaria e ha tanta storia da più di 1000 anni. Le tradizioni, la cultura e anche la lingua ladina che si sente parlare hanno tanto da raccontare ancora. In una puntata del programma precedente abbiamo già parlato di Cortina, già che questa città ha ospitato i mondiali di sci alpino di quest'anno 2021 e nel 2026 sarà sede anche dei Giochi Olimpici insieme a Milano. Ma Cortina non è solo sport, sia d'estate che d'inverno è bellissima. Ci sono tante attività all'aria aperta e anche con le Dolomiti come cornice perfetta. Cortina però non è il punto di arrivo del Giro. La città finale sarà Milano
e da lì vedremo chi vince il trofeo, che è una forma molto speciale, rappresenta l'infinito e vuole anche rappresentare quell'amore che gli atleti e i tifosi sentono per il Giro. In tutta Italia, in tutto il mondo sono molto appassionati. Il Giro d'Italia è una gara che da più di 100 anni rappresenta gioia, sacrificio, emozione, tanto lavoro, storie e avventure. Allora non ci resta altro che augurare a tutti i partecipanti tanto successo e specialmente in questa tappa dolomitica. Auguri a tutti i partecipanti anche da qui, dalla fine del mondo. Auguri! E, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.